Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre, come d'abitudine, il sabato trascorreremo un'ora assieme con tutte le ultime notizie e i collegamenti dalle nostre redazioni del Veneto. La cronaca questa mattina ci porta immediatamente a Mestre, in via Piave, una delle zone purtroppo note alle cronache per problemi di spaccio, perché c'è una novità che riguarda un ex cinema al momento chiuso, ma ci colleghiamo per tutto con Ilaria Marchiori. A te la linea, Ilaria. Sì, buongiorno Filippo, buongiorno ai nostri telespettatori. Eravamo qui proprio una settimana fa circa in via Premuda, che è una laterale di via Piave, proprio di fronte alla chiesa, perché i cittadini ci avevano chiamati per segnalare ormai la situazione di degrado. Addirittura avevano detto: siamo costretti a chiamare le forze dell'ordine ogni mezz'ora. Bene, a distanza di pochi giorni vi facciamo vedere che cos'è stato eretto qui. È stata definita un po' una sorta di mose, perché è una vera e propria barriera, come vedete, una barriera completamente in legno, ma tra l'altro mi spiegavano che se qualcuno, perché sappiamo che qui stazionavano tossicodipendenti che proprio si drogavano sotto gli occhi di tutti, ubriachi, insomma bivaccavano proprio qui, se qualcuno tentasse comunque di farlo andando a distruggere questa parte, sotto è comunque bloccata da altre lastre di legno, quindi proprio in questo momento non è più accessibile. È stata, ora vi spieghiamo perché si è arrivati a questo, però prima vi dico che i residenti che siamo riusciti ad ascoltare proprio prima di collegarci, che per ovvie ragioni non vogliono farsi riprendere dalle telecamere, perché l'abbiamo ripetuto più volte, hanno paura. C'è stata però molta soddisfazione, si sono detti davvero contenti, perché dicono da un paio di giorni, da quando è stata posizionata questa barriera, qui sembra in qualche modo di stare in paradiso. Qui insieme a me c'è l'assessore comunale alla sicurezza Elisabetta Pesce. Buongiorno assessore. Allora, questa barriera è stata proposta da voi all'associazione cristiana evangelica cinese, che ha acquistato questo edificio. Sì, nelle settimane scorse effettivamente, dopo le lamentele, comunque la situazione che si trovava qui in via Premuda, abbiamo chiesto alla proprietà di poter trovare una soluzione per mettere in sicurezza o evitare che si siedano di fronte allo stabile di loro proprietà. Devo dire che sono stati veramente disponibili e in pochissimo tempo hanno trovato una soluzione di cui anche i residenti sono soddisfatti. Ho avuto proprio ieri un incontro con una rappresentanza dei residenti e commercianti qui di via Premuda, dove mi sottolineavano le varie problematiche. La polizia locale continua con le DASPO e anche con i controlli, però si sono dimostrati anche contenti del fatto che adesso prossimamente cominceranno i lavori e sperano che questa situazione venga meno, ecco, con l'uso di questo ex cinema. Questi sono tutti passi che anche come amministrazione state cercando di fare, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, che però servono da deterrente per evitare questi continui bivacchi, questi episodi di tossicodipendenza. Addirittura mi raccontava una residente che quando alcuni tossicodipendenti che si trovavano qui, nel momento in cui è stata posizionata questa barriera, si sono messi a gridare, a urlare, addirittura anche a bestemmiare. Sì, io non ero presente, però mi hanno riportato che sicuramente non erano contenti di questa opera che è stata fatta. È via provvisoria, naturalmente, è stata fatta in via emergenziale, perché verranno fatti adesso i prossimi lavori. Ecco, infatti qui dovrebbe sorgere, se poi si raggiungerà l'accordo, se si riuscirà in breve tempo, si parlava di circa un anno e mezzo, una sorta di scuola di cinese e di italiano per bambini cinesi.
Sì, è una scuola che comunque si trasferisce perché esiste già in via Dante, hanno preso questo stabile che ormai era acquistato da tantissimi anni, era all'asta, e hanno deciso di portare qua questa scuola per questi ragazzini. Ecco, allora ogni tanto noi raccontiamo anche buone notizie, si fanno portavoce i cittadini residenti anche di questo e hanno espresso la loro soddisfazione. Io qui da Mestre ringrazio l'assessore alla sicurezza Elisabetta Pesce, restituisco la linea allo studio. Grazie. Grazie Ilaria Marchiori, in collegamento da Mestre con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Noi continuiamo a parlare di cronaca perché questa notte c'è stato un incidente mortale a Bovolone intorno alle 22:30. Un uomo in sella ad una Vespa viaggiava in via Mediana da Oppeano in direzione di Bovolone quando ha perso il controllo del mezzo ed è volato a terra. Dalle prime ricostruzioni sembra che a causare la perdita di aderenza sia stato lo scoppio di un pneumatico. La caduta è stata fatale, a nulla è servito l'intervento degli operatori del SUEM 118 accorsi con ambulanza e automedica. Nonostante i disperati tentativi, il motociclista è morto prima di poter raggiungere l'ospedale. Sul posto anche i carabinieri che hanno constatato l'identità della vittima. Si tratta di Andy Cicchiello, 42 anni a giugno, residente nel Bresciano, che insieme ad altri amici si stava recando ad un Vespa raduno a Mantova. E una persona è stata investita da un'auto nella notte a Lignano perdendo la vita, aveva 19 anni, è successo in Viale Europa, in prossimità dello stadio Tegil. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Latisana, il giovane pedone Kevin Muratai è stato investito da una vettura. Dopo la chiamata di aiuto arrivata al 112, gli operatori della sala, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Lignano Sabbiadoro. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane e avviato le manovre salvavita. Poi il trasporto al punto di primo intervento di Lignano, dove non è rimasto altro da fare che decretarne il decesso. Non è escluso che il 19enne fosse di ritorno da una festa dei maturandi a Pordenone. Ed ora andiamo sull'altopiano di Asiago perché continuano ad esserci predazioni. L'assessore regionale allo sviluppo economico Marcato lancia un appello: alleggerire la pressione, serve un intervento immediato. Manca una manciata di giorni all'inizio della stagione dell'alpeggio. Molti allevatori stanno già caricando le malghe e nell'altopiano dei 7 comuni tornano in azione i lupi. Nelle scorse ore i selvatici hanno ucciso e divorato un'asinella nella zona di Campo Mezzavia, a 2 passi dalla strada che da Conco porta al Turcio e nel cuore del comprensorio. Immagini che si accavallano con quelle delle altre predazioni e che colpiscono al cuore. Io ho visto immagini di vitelli agonizzanti, sbranati a vivo, che io se fossi un animalista non so, perché non ho capito perché il lupo non si può abbattere, ma si può abbattere il vitellino che rimane lì ore e ore agonizzante con le viscere e viscerato. Non capisco, cosa facciamo? La classifica degli animali, uno può morire di sofferenza e uno no. Gli allevatori sono arrabbiati, si sentono soli proprio come i cittadini altopianesi. Ma c'è un altro stato d'animo che si sta diffondendo: la paura dei lupi, degli orsi, dei selvatici, del fatto che nessuno faccia nulla per rispondere alle esigenze del territorio. C'è già molta paura, è assolutamente giustificata. E purtroppo questo è un paese strano, perché noi interveniamo sui lupi quando il lupo farà qualcosa di inaudito. Allora là tutti inizieremo a preoccuparci. È del tutto evidente che la convivenza con questi numeri diventa difficile. Serve un programma per ridurre la pressione sui territori. Che cosa si può fare? Chiediamo all'assessore. Va ridimensionato il peso che hanno questi numeri sui nostri territori. Non c'è nulla da fare. Il lupo può fare il lupo, non è che non può fare altro, non è che è colpa sua. Però evidentemente bisogna trovare un sistema possibile di convivenza e senza mettere a rischio di vita i nostri figli, i nostri amici. Ed ecco l'appello alla politica nazionale ed europea sul tema dei lupi e dei grandi carnivori. La politica deve fare una cosa che è molto rara in Italia: assumersi responsabilità con un po' di coraggio. Non sono caratteristiche proprio così diffuse nella nostra classe dirigente. Speriamo, io sono sempre ottimista.
È stata condannata dalla Corte d'Assise di Rovigo a 14 anni e 6 mesi di reclusione Nadire Curti, la 69enne albanese residente a Badia Polesine che in preda a un delirio di gelosia ha ucciso e fatto a pezzi con un'accetta il marito di 72 anni gettando in un canale i suoi resti chiusi in una borsa. Il delitto era avvenuto tra il 21 e il 22 luglio dell'anno scorso. I resti dell'uomo furono ripescati in diversi sacchi dell'immondizia gettati nella Digetto. La donna aveva confessato a fine agosto. La procura di Rovigo, dopo il suo arresto, aveva spiegato che le modalità efferate del crimine avevano inizialmente portato le indagini verso direzioni diverse dalla questione interna alla famiglia. Non erano infatti stati esclusi i rapporti con la criminalità organizzata. Quindi la svolta: fu disposta una perizia psichiatrica sull'indagata, in virtù della quale la Corte, al termine del processo, ha riconosciuto un vizio parziale di mente, oltre alle attenuanti generiche. L'imputata era da anni seguita da uno psichiatra. Ricordiamo che la condanna della Corte d'Assise è di 14 anni e 6 mesi di reclusione. Ed ora voltiamo pagina, cambiamo argomento, parliamo della statale Valsugana, ne avevamo già parlato ieri e tantissime segnalazioni di traffico in tilt sono continuate ad arrivare alla redazione di Rete Veneta e anche al comune di Valbrenta. Noi abbiamo sentito proprio il sindaco Ferrazzoli. Sono giunte anche a noi tante lamentele per questi lavori che ANAS sta compiendo nel tratto di Povesolania. 1 chilometro di lavori, un restringimento della carreggiata e una statale Valsugana ancora una volta bloccata dal traffico. Tantissime le segnalazioni arrivate dagli automobilisti lungo il tratto tra Romano di Ezzelino e Povo del Grappa. Ore di attesa, comuni completamente isolati e un lungo serpentone di auto. Le lamentele prevalentemente riguardavano ovviamente l'orario di esecuzione dei lavori. Insomma, da quanto è dato capire, lo sappiamo anche noi, i costi dei lavori pubblici delle asfaltature sono aumentati considerevolmente e quindi il lavoro in notturna aggiunge costi e quindi avendolo fatto in questi periodi della giornata ha consentito sicuramente di asfaltare più chilometri o comunque più metri. Da Bassano a Primolano, da Romano di Ezzelino a Rosà, fino ad Oliero, Valstagna e Campolongo. Una statale valsugana su cui transitano ogni giorno in media 27.000 veicoli, un terzo dei quali mezzi pesanti. Questo pone l'accento ancora una volta sull'importanza di questa strada perché ci avviamo ad un periodo estivo in cui il traffico sarà consistente in aumento e le occasioni di rallentamento, magari non dovute ad asfaltature ma ad altri elementi, possono creare a questo territorio dei disagi importanti. Gravi incidenti e traffico spesso congestionato, una strada che da anni rimane al centro del dibattito politico in attesa di nuove soluzioni. Insistiamo sulla necessità di accelerare nella progettazione e poi nell'esecuzione di alcuni importanti lavori che portino via traffico dai nostri centri abitati. Su questo diciamo di essere ascoltati sia da ANAS che dalla Regione Veneto e credo che a breve avremo delle novità interessanti che vanno nella direzione di risolvere i tanti problemi che affliggono la statale 47 e farlo nel modo auspicato dalle amministrazioni comunali. Noi cambiamo argomento e ci spostiamo a Venezia. Ieri c'è stata la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che è intervenuta all'Università IUAV per poi spostarsi a visitare la Biennale ai Giardini. La prima tappa è stata in prefettura, è iniziata da qui la visita a Venezia della commissaria europea Ursula von der Leyen stamani in città per intervenire ad un incontro promosso dalla IUAV di Venezia sui cambiamenti climatici. Per la prima volta in città la commissaria. Dalla prefettura, in gondola con il sindaco Luigi Brugnaro, la commissaria ha raggiunto Ca' Farsetti e da qui è andata in giro per la città con il sindaco che gli ha illustrato alcuni interventi. Poi ha raggiunto l'Aula Magna dello IUAV, dove ha dialogato anche con Leslie Rocco, direttrice della Biennale di Architettura. L'Europa è con voi. È importante essere qui non solo nel momento attuale, ma anche per aiutare la regione quando ci sarà da ricostruire. Ricostruire significa trovare un equilibrio nuovo con i cambiamenti climatici. Il Next Generation è un piano ad ampio raggio, non solo per i danni di ora. Per l'Italia ci saranno 6 miliardi di euro. Ad esempio, ripristineremo il letto del fiume Po.
Venezia è una meraviglia dell'umanità minacciata però sempre più dai cambiamenti climatici, ha detto Ursula von der Leyen dal palco dello UAV nel suo intervento magistrale, invitando così ognuno a fare la propria parte, pensando soprattutto ai giovani e alle future generazioni. Poi il pranzo della delegazione Cavendramin Calergi, sede del Casinò Municipale di Venezia, la visita alla Biennale di Architettura che ha appena aperto, dove la commissaria europea ha visitato numerosi padiglioni. In particolare si è soffermata al padiglione centrale, quello dell'Ucraina, portando così un forte messaggio di pace, e anche il padiglione Venezia, intrattenendosi amabilmente con alcuni bambini. Questa dunque è la visita di Ursula von der Leyen a Venezia. Noi adesso ci colleghiamo con Padova perché prosegue l'impegno dei volontari della Protezione Civile del Veneto in Emilia-Romagna. Noi facciamo il punto per quello che riguarda la Protezione Civile di Padova con il vice sindaco Andrea Michalizzi, che è in compagnia di Francesco Ratai. La linea quindi è Francesco Ratai. Sì, buongiorno da Padova, qui con me il vice sindaco della città, nonché assessore alla protezione civile Andrea Michalizzi. Siamo con lui perché continuano gli aiuti per la regione Emilia-Romagna colpita dall'alluvione degli scorsi giorni. Vi abbiamo raccontato di volontari di protezione civile, della protezione civile provinciale. Anche i volontari della protezione civile comunale stanno per partire verso appunto le zone colpite da questa tremenda tragedia. Quante squadre partiranno? Abbiamo una squadra, intanto è stata richiesta, quindi per ora una squadra attrezzata anche di nuovi mezzi raggiungerà le terre colpite. Saremo a disposizione dell'autorità regionale che ci indirizzerà nei posti in cui serve. Abbiamo anche mezzi nuovi. La nostra protezione civile di Padova è una protezione civile addestrata per questo tipo di soccorsi, perché la prima emergenza che ha anche la città di Padova è quella alluvionale, quindi noi siamo proprio, come dire, esperti in questo tipo di operazione. Al contempo parte oggi la campagna di solidarietà con la diffusione del conto corrente della Regione Emilia-Romagna dedicato agli aiuti per le popolazioni e i territori colpiti. L'appello Padova solitamente in queste situazioni dà anche dimostrazione di grande cuore, di grande generosità. Ecco, diffondiamo uno strumento utile per dare aiuti. Tanta gente in questi giorni mi ha chiesto come possiamo dare una mano. Io credo che con le risorse economiche in questo momento sia la cosa più importante. Il contributo che la nostra città dà con la protezione civile e anche con il sostegno dei cittadini. Ecco, la città di Padova, lo ricordava il vice sindaco, è una città d'acque in cui le acque hanno fatto paura. Ricordiamo tutti il 2010, lo scenario che colpì la provincia ma che mise in allerta anche la città del Santo. Come sta andando? State preparando un piano? Cosa possono fare i cittadini per difendersi? Noi abbiamo un piano di gestione e reazione agli eventi alluvionali. È un piano che tra l'altro stiamo aggiornando con i nuovi parametri. Siamo a buon punto. È un periodo in cui il rapporto dei territori con le acque è emblematico. Cioè, noi in questi mesi siamo passati dal commentare situazioni di siccità ai disastri in Emilia-Romagna. Le città devono essere attrezzate per gestire questo tipo di situazioni, ovviamente anche a prevenire dal punto di vista anche ambientale. E noi oggi abbiamo una campagna informativa alla cittadinanza con materiale che è disponibile online e che distribuiamo con i nostri volontari di protezione civile oggi in centro, nelle piazze, nelle strade, e presentiamo anche questa nuova app che consente di monitorare a tutti i cittadini, oltre a tutti gli aspetti meteo, anche quelli relativi alle alluvioni, ed è un'app che consente di interagire, dare segnalazioni, serve per migliorare le nostre performance in caso di alert. Ecco, quindi sperando che cittadini più informati rendano queste emergenze meno pericolose per tutti quanti, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Francesco Ratai, con la collaborazione tecnica di Federico Cibotto e al vice sindaco di Padova Michalizzi. Noi ci colleghiamo subito con Arcade, dove è presente Lina Paronetto, la vedo anche con il sindaco Presti per le novità che riguardano la morte di Anica Panfile. Sappiamo che è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario. A te la linea, Lina. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo qui col sindaco Domenico Presti. Anche Arcade entra nell'ambito del territorio che in questo momento è monitorato dalle forze dell'ordine, dai carabinieri del nucleo investigativo che stanno portando avanti le indagini sulla morte di Anica Panfile. Qui pare sia stata vista per l'ultima volta. È interessante che Arcade è uno davvero dei comuni, soprattutto nelle zone centrali, più videosorvegliati della provincia, proprio perché lo stesso sindaco Presti nel corso dei precedenti mandati aveva così voluto, vista anche la sua esperienza di investigatore naturalmente e la sua appartenenza in passato proprio all'Arma dei Carabinieri. Sindaco, può rivelarsi utile anche in questo caso probabilmente il supporto dei filmati della videosorveglianza come è già avvenuto? Beh, intanto appartenevo appunto al nucleo investigativo che oggi proprio opera sull'indagine in questione. Io porto l'esperienza che porto in dote, ho voluto proprio un impianto di videosorveglianza che desse una maggiore sicurezza ai miei cittadini e abbiamo visto come negli anni il calo dei reati predatori sia appunto comunque sia ben sentito da noi. Poi non ultimo il contributo dato dalle telecamere della piazza nell'identificazione degli autori dell'omicidio del signor Coghetto che appunto è stato scippato e poi a seguito di quello scippo e le lesioni appunto patite poverino poi è deceduto, quindi il contributo della videosorveglianza è sempre importante. Ovviamente non posso rivelare informazioni coperte a riservo istruttorio delle indagini perché insomma un investigatore farebbe proprio topperebbe alla grande, quindi non dico nulla. Sicuramente il sistema nostro è funzionante, qualcuno pensa di no, è radicato dappertutto, ne abbiamo all'ingresso del paese sulla rotatoria, ci sono telecamere, ce ne sono sulla piazza, ce ne sono a Madonnetta per uscire dal paese verso Nervesa, per andare anche su via Gravoni, ne abbiamo un po' dappertutto anche all'interno dei parchi. Qui alle mie spalle, dall'interno del parco di Villa Cavalieri, municipio, ce ne sono 10, quindi abbiamo veramente un reticolo importante che serve e funge da protezione per la comunità. L'auspicio naturalmente, come detto, è che possa servire anche in questo caso. Allora, il nucleo investigativo citato anche dal sindaco sta portando avanti le indagini anche in queste ore che potrebbero rivelarsi in qualche modo decisive. Sono sentiti tutti gli attori di questa vicenda, le persone che erano più vicine ad Anica, l'attuale compagno, l'ex marito che si trova in Romania. Tutti quelli che possono fornire naturalmente delle indicazioni sulle ultime ore di questa giovane donna trovata poi morta non lontano da qui. La procura, come era stato annunciato, ha formalmente aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, non più dunque istigazione al suicidio come era avvenuto nelle prime ore. Ci si è convinti che Anica sia stata uccisa e che l'omicida possa aver avuto anche dei complici. Sentiamo cosa ci ha detto a microfono il procuratore della Repubblica Marco Martani. Le iscrizioni nel registro degli indagati non sono pubblicabili fino a quando non sono note all'interessato. Comunque il fascicolo per omicidio volontario è aperto a questo punto? A questo punto sì, abbiamo aperto per l'ipotesi quella di omicidio volontario. Quindi ieri era un'ipotesi di apertura, adesso è stato aperto in queste ore? Sì, valutato tutto, riteniamo che sia ragionevole ipotizzare un omicidio volontario. In poco meno di 5 giorni dal ritrovamento del cadavere sul greto del Piave a Spresiano, lo scenario cambia di ora in ora e quello che sembrava inizialmente un gesto estremo è diventato un giallo in piena regola, un rebus che sta impegnando senza sosta gli inquirenti trevigiani. Ricostruire gli ultimi istanti di vita della 31enne Anica Panfile, mamma di 4 figli, è la priorità. Sono state sentite tutte le persone che ci è risultato avessero rapporti di frequentazione abituale e di lavoro anche occasionale con la donna. Tra queste persone
persone, oltre all'ex marito e all'attuale compagno che ne aveva denunciato la scomparsa, c'è anche Franco Battaggia, veneziano di nascita, trevigiano di adozione, già condannato per l'omicidio di un uomo nel 1988 avvenuto a Forte Pepe di Marghera. Sullo sfondo il racket del pesce. Battaggia, oggi 77enne, fu per anni una primula rossa, prima in Ecuador, poi in Svizzera. Anica, oltre a collaborare con l'ISRA, lavorava per lui, sbrigava le faccende domestiche nella sua casa di Arcade. Qui in via Trieste, a pochi passi dall'abitazione di Battaggia, sarebbe stata vista forse per l'ultima volta giovedì pomeriggio. La conferma arriva indirettamente dal titolare del negozio di bici. Mi è stato riferito più che altro che è stata vista davanti al mio negozio a livello del parcheggio e o è passata qui davanti, uno dei due, quello discorso. Poi i carabinieri mi hanno riferito, mi hanno chiesto se ho delle telecamere all'esterna, cosa che non ho, e ne ho solamente una all'interno. L'unico dettaglio che mi è stato fornito era che era vestita con la felpa rossa o un maglione rosso, qualcosa di rosso, però sinceramente non ho, lavorando chiaramente a testa bassa non è che posso vedere anche il dettaglio, comunque sinceramente non l'ho mai vista. Un aiuto potrebbe arrivare proprio dalle telecamere della zona. Anica si spostava in pullman e la fermata dell'autobus è poco distante. Continuano gli accertamenti, diciamo così, a 360 gradi sulle frequentazioni della donna e sugli ultimi movimenti. Da questo punto di vista potranno aiutare i tabulati del telefono, che pure sono stati chiesti, anche se il telefono non è stato rinvenuto, e una visione delle telecamere delle zone in cui la donna è passata o potrebbe essere passata. Ci sono poi altre domande con relative ipotesi che affiorano man mano. Chi ha portato la donna sotto il cavalcavia dell'autostrada? È possibile sia stata gettata come un oggetto? Non si esclude nemmeno che il corpo possa essere stato lasciato in un altro luogo e poi trascinato dalla corrente, uno scenario compatibile con le contusioni riscontrate durante l'autopsia. Certo, un quadro di questo tipo porta a un'ulteriore considerazione: possono aver agito più persone? Queste sono solo ipotesi. Eccoci, allora di nuovo, questo il procuratore della Repubblica. Adesso chiederei alla regia torna il sindaco, che povero è a spot perché sta rispondendo al telefono facendo un sacco di cose. Sindaco, qui lei questa ragazza Anica Panfile ha presente, lei che è spesso in piazza, la piazza è qua a due passi a parlare con i cittadini, ha presente di averla mai vista? No, io sinceramente non l'ho mai vista. Qualcuno ho sentito che l'ha incrociata su qualche locale qui del paese, ma io personalmente non ho. Sono un fisionomista, insomma, mi ricordo le facce, ma non ricordo di averla mai vista. Franco Battaggia, vostro concittadino, anche lui negli ultimi anni comunque non si è fatto più di tanto notare sotto traccia. Tra poco sentiremo proprio il servizio in cui parla di Anica, anche con sofferenza, con dispiacere per la sua morte. Beh, io so che abita qui e l'ho saputo ancora subito dopo che è arrivato, chiaramente, ma in piazza non l'ho mai visto, non frequenta il paese e ad oggi non ha mai dato alcun problema, per quello che mi consta. È chiaro che è una conoscenza che ho fatto durante i miei anni di servizio, ma insomma credo che abbia pagato per allora il suo debito con la giustizia, credo li abbia pagati, insomma. Andiamo a sentire proprio il servizio in cui Battaglia ha parlato al nostro Christian Arboit di Anica, appunto ribadendo anche il suo grande dispiacere per la fine tragica che ha avuto in sorte. Sentiamo. No, posso chiederle di... Posso chiederle? Solamente. Anche sopra per me stesso. Ancora. Dai. Lei ha parlato di una ferita aperta. Dai, sto soffrendo per me stesso. Vuoi farmi... Non nasconde fastidio e irritazione Franco Battaglia davanti ai cronisti, lui che della cronaca è stato protagonista per decenni, come superlatitante dopo una condanna per omicidio. Da anni l'uomo, oggi 77enne, si è rifatto una vita con una pescheria molto apprezzata a Spresiano. Anica la conosceva bene, per lui lavorava anche come signora delle pulizie in questa casa alle porte di Arcade, dove Battaglia arriva a bordo della sua auto poco prima delle 13. Una toccata e fuga, poche frasi ma precise. Andate dai carabinieri, c'è la disposizione. Ma lei è stato sentito dai carabinieri? Chiaramente, subito. Però è una ragazza che ha lavorato per lei, che conosce da tanti anni. E che mi piaceva. In che senso le quindi piaceva? C'era una storia anche? Come lavoratrice era eccezionale. Eccezionale. Quindi, cosa vuoi che ti dica? Lei è una delle poche persone che è che il dolore ce l'ha tutti di questa faccenda, non solo io.
e non avete capito che avete diffamato dicendo il suo passato. Non era giusto? In auto ad accompagnarlo c'è anche il fratello maggiore Lorenzo, che poco prima aveva ricordato così Anica nella pescheria di Spresiano. Non la conoscevo, la vedevo. Conoscere una persona vuol dire che ti sa qualcosa, ma a me non so niente proprio. Ma lei lavorava, Anica, anche qua in pescheria o solo a casa di suo fratello? Non so dire, mi ho vista che quando lavorava qua, siccome che del mio fratello ogni tanto vengo a trovarlo, no? Ma io sto vetro, non ho niente da fare, vengo a trovarlo. Ho visto e basta, non so più niente. Dopo quanti anni che ha? Bionda naturale, non so niente. Anica era una persona comunque conosciuta in zona, lei che si muoveva spesso con i mezzi pubblici. La vedevo che girava sia qua in zona e Spresiano, Bisnadello, però cosa facesse dopo non lo so precisamente. Sindaco, oggi sabato, tanta gente in piazza, diceva prima, si è parlato anche di questo episodio che da un suicidio come tanti alla fine si è rivelato purtroppo un giallo da svelare, un omicidio. Il vostro auspicio anche della comunità appunto è che si faccia chiarezza. In una piccola comunità come la nostra, dove quasi tutti ci conosciamo, è ovvio che se ne parla, cioè è una cosa ovviamente comunque che è da preoccupazione e ci fa riflettere. Noi pensiamo e ci auguriamo che non sia appunto successo qui, ma il compito di far luce ovviamente spetta agli investigatori, i quali appunto comunque auguro di avere un buon successo anche in un breve lasso di tempo, perché per noi, per la mia comunità, ma soprattutto voglio pensare anche ai familiari della vittima. Certamente, che lo ricordiamo appunto è mamma di 4 bambini, davvero un dolore che si unisce al dolore per la scomparsa di una donna così giovane. Grazie a Domenico Presti, sindaco di Arcade, buon lavoro, la vediamo molto impegnato come normale purtroppo per i sindaci del nostro territorio. Noi con Mattia Pizzaia restituiamo la linea allo studio, Filippo, e grazie. Grazie a Lina Paronetto, naturalmente al sindaco Presti. I servizi che avete visto sono di Christian Arboit. Noi ci fermiamo per un istante e ci rivediamo tra poco. Bentornati a Focus TG, ora ci colleghiamo con Vanessa Banzato e Alessandro Costa Curta che si trovano a Galliera Veneta in buona compagnia, vedo perché è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile. A te la linea, Vanessa. Buongiorno, ci troviamo a Galliera Veneta, mi trovo in compagnia del sindaco Italo Perfetti. Alle nostre spalle vedete schierate tutte queste giubbe giallo fosforescente che sono le giubbe caratteristiche proprio dei volontari e delle volontarie della Protezione Civile. Perché? Perché proprio viene inaugurata in questa giornata la nuovissima sede della Protezione Civile, frutto anche della volontà del comune, sindaco. Sì, è partito questo progetto dall'amministrazione precedente, noi l'abbiamo terminato e anche soddisfazione perché in questo momento soprattutto le protezioni civili di tutto il territorio nazionale si sta dando proprio anche oggi il suo ruolo all'Emilia Romagna, che è un ruolo molto importante per tutti noi. Senta, questo è un modo anche per dar forza alla protezione civile, ma in generale al volontariato, che diventa una nota caratteristica di tutti i nostri comuni, di tutta la nostra regione. Sì, è vero, perché questa è un'associazione che si mette sempre a disposizione per tutti gli eventi e dà una soddisfazione a noi come amministratori e anche alla gente, apprezza quello che stanno facendo. Quanto è costato tutto questo? Siamo sui 440.000 euro, c'è stato anche un contributo dalla Regione Veneto di 50.000 euro. E, tra l'altro lei mi raccontava poco fa che ci sono tanti volontari appunto che sono partiti anche per l'Emilia Romagna, che sono tornati e hanno raccontato quello che hanno trovato. Sì, c'è stato proprio una persona che si è dedicata con altri gruppi dell'Alta Padovana, sono andati giù per fare un aiuto al disastro che c'è stato in Emilia Romagna. E quando sono tornati? Sono ritornati, sono partiti lunedì questo e sono ritornati giovedì. E cosa hanno raccontato? C'è proprio un disagio totale e un disastro totale per
quello che è successo. Soprattutto le famiglie sono in difficoltà, però vedono che le protezioni civili e anche l'esercito italiano è lì che danno una mano, un supporto per dare una condizione migliore di quello che stanno vivendo. E in prima linea ci sono anche volontari e volontarie da Galliera Veneta. Sì, soprattutto sappiamo che il volontariato non è contribuito a niente, anzi danno la loro vita, danno il suo tempo, lasciano anche le famiglie a casa e anche il posto di lavoro, perché non sono tutti in pensione, ma sono ancora la maggior parte tutti che hanno il suo posto di lavoro. E ringrazio anche le ditte che danno la possibilità a questi ragazzi ulteriore a fare questo servizio sul territorio. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Galliera Veneta Italo Perfetti e vi ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato in collegamento da Galliera Veneta con Alessandro Costacurta. Noi adesso vi raccontiamo una storia che arriva sempre dal Padovano. Nonostante ci fossero tracce del suo sangue sul luogo di un furto, non è stato condannato grazie ad una nuova norma della riforma Cartabia. Amor Ben Lazar Torch è un volto noto alle forze dell'ordine padovane, tanto da essersi guadagnato il soprannome di Re delle Spaccate. Tra le varie accuse che pendevano su di lui, anche un colpo al locale Tola Rasa di via Vicenza nell'aprile del 2018. Un cavillo della nuova riforma Cartabia, però, gli è valso un'inaspettata assoluzione. Secondo la nuova legge, infatti, le vittime avrebbero dovuto depositare una denuncia querela entro il 31 marzo scorso per i reati più vecchi, pena la decadenza del reato stesso. Il titolare del ristorante però non l'ha fatto e così è decaduto il reato per la spaccata avvenuta il 22 aprile del 2018. Il 43enne tunisino si era ferito dopo aver sfondato la vetrina con un tombino. Il sangue, trovato dagli investigatori, è stato analizzato combaciando appunto con quello di Torch. Dal locale erano spariti un iPad e 100 euro di fondo cassa. Tra la primavera e l'autunno del 2018 furono molti i colpi messi a segno, creando anche panico tra i titolari di attività commerciali. La dinamica pressoché la stessa. Un tombino veniva usato per spaccare la vetrina e razziato il negozio. Torch è stato considerato da parte della polizia l'autore di questi furti. Nel luglio del 2019 è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e all'espulsione per uno di questi colpi. Non è stato così però per il furto all'enoteca Tola Rasa. E proprio oggi la CGIA di Mestre ha diffuso uno studio dal quale emerge che in Veneto 7 furti su 10 rimangono impuniti. Noi sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi della CGIA, Paolo Zabeo. Nonostante molti negozi siano diventati dei fortini, dei veri e propri bunker, controllati 24 ore su 24 dai sistemi di videosorveglianza, i danni economici provocati dai furti e dalle spaccate rimangono ingentissimi. Per ridurre il numero di questi reati e assicurare alla giustizia coloro che li compiono, bisogna aumentare la presenza sulle strade di uomini e mezzi delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Altrimenti rischiamo di alimentare involontariamente un atteggiamento di sfiducia da parte delle vittime nei confronti delle istituzioni, che li spingerà a non denunciare la violenza subita. Ed ora andiamo al quartiere Saviabona, un'area della prima cintura urbana di Vicenza, attraversata dalla circonvallazione, dove i residenti segnalano diversi attraversamenti pedonali pericolosi. Per noi Daniele Garbin. È appena passata un'ambulanza e l'allarme in questo quartiere, siamo nel quartiere Saviabona, è segnale che questa è una zona insomma, che desta allarme sociale per i pedoni e per il traffico veloce. Abbiamo sentito qua gli abitanti, i residenti ma anche i commercianti, sembra proprio che gli automobilisti e soprattutto i ragazzi al mattino nella cittadella degli studi qua vicina non si fermino al passaggio dei pedoni e infatti vediamo una madonnina nella rotatoria in questo momento, forse si affida alla fede per poter passare, insomma, attraversare la strada. Andiamo a sentire conferma di queste sono le indicazioni. Sì, è rischioso perché le macchine passano uscendo dalla rotonda, vanno a grande velocità, soprattutto la sera che non si vede niente, è buio. C'è il rettilineo, quindi diciamo le macchine
viaggiano a una buona velocità. Si può dire che tanti incidenti coi pedoni li si vedono sempre, quello sì. Sì, dico la verità, io faccio un po' di pista ciclabile, un po' di marciapiedi e effettivamente se adotto queste strategie è perché la strada non è molto agibile. Questa rotatoria qui davanti è impraticabile alle 7 del mattino per la scuola, la cittadella degli studi dà un'affluenza importante. Dalle 7 fino alle 8:30, no? Ci sono tante macchine che passano il semaforo rosso. È tutto un tasardo perché arrivano da tutti i lati e semplicemente si incontrano qua, e anche la sera uguale. Se io sto attento ad attraversare negli attraversamenti corretti non c'è nessun pericolo. Qui qualche volta ogni tanto la gente passa con il rosso perché quando si chiede la chiamata è troppo veloce il passaggio dal verde al rosso. Tempo che scatti il verde, tempo di attraversare veramente la strada e diventa subito giallo, e il giallo dura poco e diventa rosso. A molte macchine è successo che hanno frenato all'improvviso e questo può risultare molto pericoloso. Bisogna, anche se è verde, bisogna comunque guardare, vedere se non arriva qualcuno di corsa. Non è il caso di fidarsi. No, poi tra l'altro di sera, adesso la strada è anche al buio, quindi bisognerebbe stare ancora più attenti, sì. E per lei cosa le sembra? È una zona tanto trafficata, per cui certamente ci vuole prudenza. Col verde tante volte qualche macchina passa. Lo stesso, sì, magari non vede il semaforo, non so per cosa, insomma, ecco. Lei è capitato? Più di una volta. Bisogna fare qualche soluzione, perché fino adesso non ho visto nulla, accidenti, qualcosa, però succederà magari più avanti, succederà. Ma io valorizzerei più il trasporto in bicicletta e quello a piedi sicuramente, perché qui la mattina, nel momento in cui iniziano le scuole, c'è veramente un traffico e un inquinamento che si fa sentire parecchio. Ci vorrebbe un autovelox? Sì, secondo me un autovelox può essere sufficiente, oppure in alternativa anche un vigile che regoli il traffico. La presenza è sempre... Esatto, la presenza incute timore sia per i pedoni che per gli automobilisti. La presenza di una divisa sul posto sicuramente può aiutare. Sicuramente se ci fossero delle strisce pedonali in più male non fa, perché i ragazzi, anche io, anche loro, le strisce, se ce ne sono poche non andiamo a cercarle. Ci vorrebbero i vigili che seguissi il traffico nelle ore di punta. Queste dunque le voci dei cittadini del quartiere Saviabona di Vicenza. Noi ci fermiamo per un istante e torniamo tra pochissimo. Bentrovati a Focus TG. I voli per Londra di Ryanair potrebbero partire dall'aeroporto di Treviso e quindi non più da Venezia. Questo a causa dell'aumento della tassa d'imbarco che è stato deciso dal Comune di Venezia. Save, la società che gestisce entrambi gli aeroporti, sia Venezia che Treviso, aveva fatto un ricorso al TAR che è stato respinto, e proprio ieri arriva la dichiarazione di Ryanair che sta valutando, visto l'aumento della tassa a Venezia, di spostare i propri voli per Londra a Treviso. I will do my best, but I'll make you a promise. Se dovesse andare avanti l'addizionale su Venezia, faremo di tutto per avere il volo di Londra a Treviso. All'indomani della decisione del TAR Veneto, che ha respinto il ricorso sull'applicazione della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo presentato da Save e alcune compagnie aeree, tra cui Ryanair, l'amministratore delegato oggi a Treviso per festeggiare i 25 anni della compagnia Alcanova ha ribadito ancora una volta la contrarietà alla tassa di €2,50 per i passeggeri in partenza da Venezia, facendo capire che se resterà, il volo per Londra partirà da Treviso. The vast majority of people who go to Venice every day. Andare a aumentare il costo delle tasse significa andare a tassare anche tutti quei residenti che tutti i giorni prendono il volo da Venezia
e che si vedranno tassati tutti i giorni. Quindi è un qualcosa che in qualche modo è disincentivante, è un qualcosa che chiaramente genererà danno per tutti. Quello che noi invece vogliamo continuare a fare è continuare a investire in Veneto, mettere nuove capacità, nuovi voli, nuovi aeromobili sia da Treviso che da Venezia. Per fare questo chiaramente noi siamo disponibili a farlo, abbiamo 309 macchine per farlo, abbiamo solo bisogno che le condizioni rimangano sempre le migliori. We need clarity on it. Look what we can do here together in partnership. Questa incertezza sulla tassa chiaramente rallenta i nostri piani, li mette un po' nel congelatore perché dobbiamo capire cosa succederà. E quando parliamo di questa extra tassa sono 2,50 € su 6,50 € già esistenti, quindi un totale di 9 € da Venezia, e questo mette chiaramente la regione in una posizione di svantaggio perché diventa estremamente cara, diventa la più cara, e questo non va bene, questo è un qualcosa che chiaramente non incentiva il traffico, non incentiva il turismo. Dal canto suo il sindaco Brugnaro spiega le motivazioni che rendono necessaria la tassa. Chiediamo soltanto 2,5 €. Si dice che c'è una tassa comunale, sì, ma non va al comune prende 20 centesimi di quella tassa, va a tanti altri enti ma non al comune, per cui in città non si può chiedere di mettere altre tasse IRPEF ai cittadini. Facendo questa operazione noi testimoniamo al governo, all'Europa, che abbiamo la possibilità di chiedere i soldi che ci servono, sono 150 milioni all'anno per i prossimi, noi abbiamo chiesto 10 anni. Il mio mandato, i conti li ho messi in sicurezza, ma il buco, cioè il debito che c'è in città è ancora grande, per quanto lo abbiamo ridotto. Sentenza alla mano che rimanda alla decisione al merito, non è però ancora detta l'ultima parola. C'è ancora tempo, perché bisognerà vedere. Noi siamo fiduciosi che i tribunali decidano in maniera corretta, quindi aspetteremo le sentenze. Allora noi ci colleghiamo subito con Albignasego, dove si trova Francesco Ratai con Federico Cibotto, perché c'è stato un assalto a un bancomat, è vero Francesco? Sì, buongiorno Filippo, noi ci siamo spostati dal centro città ad Albignasego, che si trova nella prima cintura padovana. Dicevi bene, questa notte alle 3 una forte esplosione ha fatto scattare l'allarme e i malviventi hanno provato, lo vedete alle mie spalle, a far esplodere quel bancomat che adesso è stato coperto da un pannello per evitare, appunto, c'è stata data una prima sistemazione alla buona. Dicevamo alle 3 questa forte esplosione con i malviventi che cercano di arraffare quello che possono. Purtroppo non riescono a raggiungere i cassetti dove sono contenute le banconote che vengono erogate dal bancomat, quindi un colpo non andato a segno. È la seconda volta che succede nel giro di una settimana, era successo una settimana fa a Limena e la dinamica era sempre la stessa, un'esplosione per fortuna non troppo forte, che non ha permesso appunto ai malviventi di arrivare ai cassetti. L'esplosione che noi definiamo non troppo forte, come ti può far vedere adesso il collega Federico Cibotto, ha comunque distrutto per esempio il vetro sopra l'ingresso di questa filiale dell'Anton Veneta del gruppo Montepaschi. Vedete, il vetro è tutto crepato, non si riesce a vedere benissimo, ma anche dentro ci sono calcinacci perché l'esplosione ha avuto un impatto molto molto forte. Il venerdì notte, la notte tra venerdì e sabato è solitamente una delle notti in cui i banditi che sono dediti a questo tipo di furti utilizza, perché le casse degli sportelli automatici sono ancora più piene del solito, perché essendoci il fine settimana e non essendo le banche chiuse il sabato e la domenica, vengono caricate di più, appunto per permettere a tutti i clienti di ritirare il proprio denaro. Se non ci sono domande io restituirei la linea allo studio. Grazie a Francesco Ratai e a Federico Cibotto in collegamento da Albignasego. Noi ora vi raccontiamo una storia che arriva da Vicenza, che ha fatto molto discutere, è quella di un giovane che ha perso il lavoro dopo essere partito come volontario per aiutare gli alluvionati in Emilia-Romagna. Ho sentito il dovere di dare un aiuto a loro, di fare qualcosa, perché penso che tutti dobbiamo aiutarci, non dobbiamo aspettare che sia qualcun altro a mettersi
al posto nostro. Marco Santacaterina, 24enne di Marano Vicentino, spiega così come le immagini drammatiche dell'alluvione in Emilia lo abbiano spinto a voler dare il suo contributo in modo assolutamente generoso e spontaneo. Per questo aveva chiesto un permesso alla pizzeria dove lavorava come fattorino. Non sono iscritto a nessuna organizzazione, quindi ho dovuto prendere l'iniziativa da solo, cercare nei canali multimediali, Telegram, WhatsApp, e da lì mi sono mosso con mia sorella. Un gesto che il suo datore di lavoro non ha gradito. La sua risposta è stata chiara, che non avrei continuato a lavorare con loro, e comunque sia questo mi ha dato ancora più forza e determinazione di andare in Emilia Romagna ad aiutare. Dove sei stato e quanto tempo e cosa hai fatto? Io sono stato a Cesena, in via Roversone. Tante cose impresse nella mente e penso che mai le dimenticherò. Le più significative sono gli album fotografici, le diapositive tra il fango, quindi i ricordi di famiglia. È lì che ho capito veramente che era il posto giusto dove stare, aiutare gli altri a almeno avere un nuovo inizio. Il suo gesto però non è passato inosservato. La sua storia ha ottenuto la ribalta nazionale dei media. Molti si sono già prodigati per fargli ottenere un nuovo lavoro. Un clamore assolutamente inaspettato per uno studente di ingegneria informatica che è tutt'altro che un cacciatore di like facili sui social. Sì, sono sconvolto, spiazzato, basito. Non mi aspettavo tutto questo. Infatti da una persona che sta nel suo, tutto questo fa paura. Ma è un segno per tutti i giovani, un segno di rivoluzione, cambiare le proprie abitudini e aiutare il prossimo. Diamo un'occhiata anche a quello che propongono le testate online dei quotidiani del Veneto. Il Gazzettino dà risalto a questa notizia che arriva da Mestre: entra in un negozio ma la porta scorrevole si chiude all'improvviso e si frattura il bacino, scatta risarcimento di 12.000 euro. Però noi parliamo del caro bollette perché a Padova il Comune e le partecipate che gestiscono i servizi di erogazione della rete idrica e dell'energia elettrica hanno rinnovato le possibilità di sostegno alle famiglie in difficoltà. Sono state oltre 900 le famiglie padovane aiutate nell'ultimo anno con il pagamento delle bollette di energia e acqua a seguito dei rincari delle materie prime, aiuti che si sono tradotti con la rateizzazione delle bollette oppure con un supporto economico da parte del Comune di Padova, che per questo motivo ha deciso di rinnovare il protocollo con Acegassa, PS Amga, SPA ed Est Energy. Ci consente da un lato di supportare concretamente le famiglie in difficoltà, dall'altro anche di mapparle, poiché è la stessa Est Energy a indicarci in quali zone della città si trovano famiglie che sono in uno stato debitorio nei confronti del pagamento delle utenze. I due protocolli servono a monitorare e intervenire sulle situazioni debitorie più critiche, evitando spiacevoli interruzioni delle forniture per colpa delle morosità. È un protocollo che lavora su un concetto fondamentale, che questi sono servizi essenziali e che quindi noi dobbiamo creare le condizioni per garantire la continuità di questi servizi. Ovviamente le situazioni più critiche riguardano le fasce più deboli della comunità e questo protocollo si riferisce alle fasce deboli ed è un protocollo di inclusione perché non crea discriminazioni. L'accordo offre poi la possibilità ai servizi sociali del Comune, uno strumento ulteriore di protezione dei soggetti più a rischio. Vediamo in questi mesi una riduzione di tutte le rate, la riduzione dei contatti, una situazione che sta andando verso la normalità e che insomma ci sembra confermare che il nostro supporto sia stato efficace. Guardando i mercati dell'energia non si vede un trend di crescita. Un pochino la preoccupazione per l'inverno prossimo resta. È anche vero che a livello paese sono stati fatti tanti investimenti, per cui non siamo più nelle condizioni di un anno fa. Questo ci sentiamo come esperti del settore di dirlo. Voltiamo pagina e ci trasferiamo da Padova nel Bellunese a Longarone perché in concomitanza con la tappa Longarone Tre Cime di Lavaredo del Giro d'Italia, Confartigianato ha organizzato una 2 giorni di fiera riservata a bambini e ragazzi che si sono misurati con l'abilità dei mastri artigiani. Confartigianato Imprese Belluno si tinge di rosa, quartier generale i padiglioni della Fiera di Longarone per un evento dedicato alle giovani generazioni chiamato Fai un giro di maestria.
Questa mattina il taglio del nastro della 2 giorni di laboratori rivolti ai ragazzi dai 7 ai 14 anni, organizzati in concomitanza con la partenza della tappa del Giro d'Italia. Per insegnare loro che la creatività e la manualità possono far parte della vita quotidiana. Ci saranno laboratori di argilla, di lavorazione del legno, di sartoria, di videomaker, c'è poi il gelato immancabile. E poi tutte le arti che sono proprie dei maestri dell'artigianato a tu per tu con gli alunni delle scuole di Longarone di Ponte nelle Alpi, per mettere a disposizione tempo e competenze per mostrare loro in maniera giocosa una professione che rappresenta il futuro. Varie forme di artigianalità che spesso purtroppo i bambini non hanno modo di conoscere nella vita quotidiana. Purtroppo i nostri ragazzi non hanno contatto con questi lavori solitamente. Per questo noi sviluppiamo queste attività nelle scuole e anche in questi eventi come il Giro d'Italia, che richiama molta attenzione. Un progetto sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio e la Regione Veneto, che ha riconosciuto la figura del maestro artigiano con un percorso ad hoc. Un approccio al futuro molto importante. Ricordiamoci che gli artigiani sul territorio sono le prime sentinelle della sostenibilità del nostro territorio. Ed è dedicato alla memoria di Paolo Borsellino, il primo progetto portato a termine in provincia di Vicenza con i fondi del PNRR. Il primo investimento portato a termine in provincia di Vicenza con i fondi PNRR destinati all'edilizia scolastica è la Casa di Paolo, un centro rivolto ai ragazzi, dedicato a Paolo Borsellino, inaugurato oggi nei locali ristrutturati dell'Istituto Sartori Rosselli di Lonigo. Si tratta del primo investimento che viene portato a termine con i fondi del PNRR, 500.000 euro investiti dalla provincia di Vicenza su questo edificio. Un investimento che viene fatto sia in ambito culturale, andando a ristrutturare un ambito scolastico, sia in termini sociali, in quanto si va con la realizzazione di uffici amministrativi, ma anche di spazi dedicati alla Casa di Paolo, dove Paolo sta per Paolo Borsellino, a creare un ponte virtuale fra Lonigo e Palermo. La Casa di Paolo a Palermo nasce nel 2015 con l'intento di tenere viva la memoria del magistrato ucciso il 19 luglio del 1992 assieme ai 5 agenti della scorta. È diretta da Roberta Gatani, figlia della sorella maggiore del giudice, e ha come finalità l'aggregazione e il riscatto dal disagio di varia natura che vivono i giovani, spesso legato a introversione o bullismo. Problematiche che tutta la comunità educante leonicena e non solo, dalla scuola agli enti del territorio, intendono affrontare anche attraverso questo spazio rivolto ai giovani che si trovano in difficoltà. L'esperienza che noi portiamo è quella di cercare di recuperare i ragazzi a rischio, ragazzi che purtroppo hanno esclusivamente esempi negativi e che questo li porta a perpetrare atteggiamenti e comportamenti che sono l'anticamera della microcriminalità. A Palermo poi è spesso degenera questa in vera e propria mafia. Io voglio che sia sulla linea di quello che succede alla Casa di Paolo, quindi nessun tipo di lezione di legalità, qui deve essere vissuta giornalmente, in ogni singolo istante di vita alla Casa di Paolo si deve respirare la legalità attraverso esempi positivi, attraverso la possibilità di avere e formare un pensiero critico che dia la possibilità a questi ragazzi di conoscere la realtà e di saper scegliere. Con questo servizio di Luisa Bertini si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano e a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie per averci seguito e arrivederci.